purtroppo non vengono riconosciuti. Io sono con voi, pur essendo etero, ma credo nel grande diritto della libertà, un valore più grande che abbiamo. Ognuno ha il diritto di fare quello che ritiene più giusto fare. Dunque, io saluto l'onorevole Paola Colcia, la sua moglie e naturalmente anche Piero Chiambretti, con cui ho lavorato in diverse occasioni. Siamo qui nonostante la crisi, perché lo sappiamo, c'è crisi, ormai gli italiani lo sanno e sono tutti d'accordo che bisogna stringere i denti. C'è chi li vuole stringere alla giugulare della Fornero, chi al polpaccio di Merchionne, e come se non bastasse c'è arrivata una mazzata tremenda proprio in questi giorni, una notizia difficile da digerire. Briatore ha chiuso il Millionaire e è andato all'estero. Ora la cosa che mi preoccupa di più è che lui non ha specificato se ha chiuso e ha lasciato dentro i clienti, oppure se tronisti, avanzi di reality e tutta l'altra fauna sta in libertà. E comunque diciamolo che questi luoghi come il Millionaire sono i luoghi ideali per certe ragazzette, per fare certi incontri con i dirigenti, col politico di turno, per avere una parte in televisione, una foto sul giornale, un po' di notorietà, ma alla fine si è vista, per una che ce l'ha fatta, le altre sono finite tutte nell'anonimato del Parlamento europeo. E speriamo che qualcosa cambi, io me lo auguro, sono fiduciosa, speriamo che cambi anche la televisione, perché non se ne può più di vedere tutti sti opinionisti, queste solite facce che commentano qualsiasi cosa. Appena si accende la luce rossa della telecamera si fiondano come Bruno Vespa su una disgrazia. E proprio di disgrazie amano parlare. Mara Venier dice: io da quando faccio la vita in diretta ho capito che per far ascolti ci vogliono le disgrazie. Io prima me credevo che bisognava fare i giochini con la gente a casa. Signora, quanti fagioli ci stanno dentro a sto barattolo? Di chi è sta faccia? E invece ci vogliono le tragedie. Un criminologo e un opinionista e una giornalista che ti viene a commentare un omicidio, una Barbara Palombelli, la trovi sempre. Buonasera a tutti. Per essere qua questa sera ho tralasciato quarto grado, dove sono ospite fissa per amore della verità, per fare informazione, ma soprattutto per uscire da casa, perché vi assicuro che stare tutto il giorno a sentire mio marito Francesco Arre che mi ripete che lui con la storia di Lusi non c'entra niente è peggio che sentire ancora una volta la versione di Michele Misseri sua vetrana.